sono già due utenti collegati, l'inquadratura totale, per cui anche dovessi scendere prende comunque una parte, e sopra sono arrivato fino al taglio, così prendo. Allora, se registra, c'è il pallino rosso, lì, ed è tutto rosso. Vedi anche il timer che va su. Stessa cosa qua, scritto dal vivo. Questo non lo posso ruotare perché qua c'è il numero di utenti che vengono messi, e l'importante è che si veda la scheda della videocamera può registrare fino a 10 ore, per cui possiamo lasciare lì tranquillo. E questo è online con il monitor. Se no vuoi che spostiamo
Sì. Buonasera a tutti. Questa sera assisteremo a un evento veramente molto speciale. Non sarà uno dei tradizionali concerti della fanfara della Brigata Alpina Giulia, con le stupende musiche d'ordinanza o con musiche concertistiche, famose, ma con grande attenzione e sensibilità per la serata, gli amici della fanfara hanno deciso di regalarci uno splendido viaggio. Ma andiamo per ordine. Prima di tutto perché questo concerto e perché qui, proprio a Palmanova, non tutti sanno che la Fondazione Progetto Autistico Friuli Venezia Giulia Onlus è legata indissolubilmente al mondo alpino. Progetto Autismo è infatti gemellata con la Brigata Alpina Giulia, con l'8° Reggimento Alpini e con la Fondazione Don Carlo Gnocchi di Milano. Tantissimi alpini in servizio e in congedo hanno svolto e svolgono volontariato all'interno della Fondazione e numerosissime sono le collaborazioni con sezioni e gruppi ANA della Regione ed anche fuori Regione. Palmanova è terra di alpini. Inoltre quest'anno ricorre il 70° anniversario della costituzione della sezione ANA di Palmanova e 100 anni di anniversario del gruppo idroniero di Palmanova. In questa serata dunque si vuole celebrare questo importante anniversario, ma soprattutto si vuole celebrare la giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo che si celebra in tutto il mondo il 2 aprile, facendolo in stile alpino, cioè facendo della solidarietà e sostenendo la Fondazione. Progetto Autismo Friuli Venezia Giulia. All'ingresso vi hanno consegnato una busta che le potete utilizzare per lasciare il vostro contributo a Progetto Autismo. Al termine della serata troverete all'uscita dei volontari che raccoglieranno le vostre buste con le donazioni. Mi raccomando, tanto siete generosi. Prima di iniziare la serata, vuole portare il saluto il padrone di casa, il sindaco della città di Palmanova, il dottor Giuseppe Tellini. Prego. Buonasera a tutti, voi che siete presenti. Devo dire che io sto respirando una magnifica atmosfera. Questo significa che veramente siete vicini in questa serata, a questo progetto che in effetti favorisce il lavoro del progetto Autismo FVC. Noi come amministrazione comunale siamo veramente contenti di ospitare, di dare ospitalità a questo spettacolo perché veramente ci crediamo nella solidarietà e credo che il gruppo, la sezione Alpini di Palmanova, con il loro motto Uniti per donare, siano veramente interpreti di questo spirito di donazione. Saluto essenzialmente anche molto volentieri i ragazzini della scuola primaria di Palmanova che sono qui venuti a vedere lo spettacolo e sono veramente entusiasti. Grazie bambini di essere qui con noi. Io vi auguro un buonissimo spettacolo, sono sicuro che sarà meraviglioso. Grazie a tutti. Grazie signor Sindaco. Signore e signori, chiamiamo sul palco i protagonisti di questa serata, la fanfara della Brigata Alpina Giulia e i ragazzi, i genitori e gli operatori della Fondazione Progetto Autismo.
La fanfara della Brigata Alpina Giulia nasce nel 1967 dall'unione delle disciolte fanfare dei reggimenti del 3° Reggimento Artiglieria da Montagna e dell'8° Reggimento Alpini, simbolo e portacolori delle truppe alpine. La fanfara è la vetrina artistica della Brigata Alpina Giulia, è uno dei complessi bandistici dell'esercito italiano e di stanza Udine presso la caserma Pio Spaccamena, sede del 14° reparto comando e supporti tattici alpini. Il complesso musicale è formato da strumenti a fiato e a percussione. Gli strumentisti che ne compongono le file appartengono alle categorie dei sottufficiali, sergenti, graduati e volontari in ferma prefissata e svolgono l'attività artistica in ragione degli studi musicali pregressi presso i conservatori di musica statali nazionali. Le attività primarie consentono la partecipazione a cerimonie di carattere istituzionale, militari e civili. Le funzioni si esplicano inoltre in un'attività concertistica che ha portato la fanfara ad esibirsi in Italia e all'estero, promuovendo l'immagine dell'Italia, dell'esercito, delle truppe alpine e della Brigata Alpina Giulia. Sono inoltre degne di nota le attività di collaborazione con alcune scuole di istituzione primaria e secondaria della regione, allo scopo di contribuire e arricchire l'offerta formativa, sensibilizzando gli adulti di domani ai valori e al rispetto delle libere istituzioni, dei simboli nazionali, attraverso l'arte della musica. La fanfara collabora inoltre con il Conservatorio Jacopo Tomadini di Udine e la sua orchestra di fiati in occasione di concerti ed eventi musicali. La fanfara è diretta dal sergente maggiore Capo Flavio Mercorillo. Come detto, la Fondazione Progetto Autismo è gemellata sia con la Brigata Alpina Giulia sia con l'8° Reggimento Alpini. Chiamiamo ora sul palco per un saluto il vicecomandante della Brigata Alpina Giulia, il colonnello Enzo Ceruzzi. Comandante, la sua brigata è gemellata con la Fondazione Progetto Autismo. Tutti conosciamo un animo generoso, attento e sensibile degli alpini nei confronti dei più fragili. Ci racconta il significato di questo gemellaggio? Sì, intanto buonasera a tutti. Porto il saluto del comandante della Brigata Alpina Giulia, il generale Maioriello, Francesco Maioriello, che per motivi di servizio non è potuto essere qui con noi stasera, e di tutta la Brigata Alpina Giulia. Come ho detto, la Brigata Giulia è gemellata con la Fondazione Progetto Autismo FVG, collabora con la Fondazione ed è lieta e contenta di supportare la Fondazione nei loro progetti, uno per tutti la realizzazione del villaggio Enzo Cagliari. Alla base di tutto questi sono i valori di solidarietà, di amicizia e di amore. In particolare stasera sono particolarmente felice di vedere tanti bambini piccoli qui in sala e che si abbina proprio con il repertorio, con quello che spero di non svelare nulla di nuovo, però mi sento particolarmente preparato sul tema di stasera, perché la fanfara, come è stato detto, non svolgerà i tradizionali brani, ma svolgerà una musica racconterà la favola del Piccolo Principe. La favola del Piccolo Principe è una favola che io ho letto da bambino, ma ho riletto anche da adulto, e sono particolarmente un po' preparato, dico la verità, perché il Piccolo Principe è uno dei libri più tradotti al mondo. E se noi pensiamo che in tutto il mondo ci sono circa 200 stati, oltre poco più di 200 stati, di cui 195-198 riconosciuti ufficialmente dall'ONU. E il libro Il Piccolo Principe è tradotto in oltre 500 lingue e dialetti, tra cui anche il friulano, di cui ho la aperta e chiusa parentesi. No? E quindi il libro, a parte quelli religiosi, è uno dei libri più tradotto al mondo, oltre a quelli religiosi.
e poi un libro particolare che parla è un racconto che parla del valore della vita, del senso della vita, il valore dell'amore, il valore dell'amicizia e un po' anche dei rapporti tra i grandi e i bambini. In particolare anche chiarisce come certe volte noi gli adulti pensano di saper tutto, ma poi leggendo tra le pagine del Piccolo Principe si scopre come molte volte i bambini insegnano ai grandi. Quindi i grandi sono convinti di avere la scienza in mano, però in realtà poi in questo libro si vede molto bene, si capisce molto bene come i bambini nella loro innocenza insegnano molte cose ai grandi. Quindi ecco, quindi sono particolarmente felice, contento, rinnovo anche i saluti ai padroni di casa, quindi sia alla Fondazione Progetto Autismo che alla sezione ANA di Palmanova, che come detto quest'anno celebra il 60° anno di fondazione. Tra l'altro io sono nato a Palmanova, quindi sono cresciuto a Villa Vicentina, che è uno dei gruppi della sezione di Palmanova, e quindi sono doppiamente contento di essere Quindi, che altro dire? Sulla fanfara è già stato detto tutto. A me piace solo ricordare un po', quando presento queste occasioni, mi piace anche un po' ricordare quelle che sono la storia e le origini delle fanfare militari. Fanfare militari che adesso sono formate da personale, come detto prima, diplomato, maestri di musica, musicisti professionisti, che ovviamente tutti diplomati al conservatorio. Ma originariamente le fanfare, fin dall'antichità, l'uso di tamburi, corni, trombe e tamburi erano usati come strumento operativo, perché in base a questi segnali si muovevano le truppe sul terreno, in base a diversi tipi di segnali, quindi era un vero strumento operativo. Poi, col passare del tempo, sono nati altri, e con la tecnologia sono nati i telefoni, le radio e così, e quindi le fanfare adesso sono biglietti da visita dei reparti che ne hanno in organico e trasmettono i valori e le tradizioni di questi reparti, in particolare per la Brigata Alpina Giulia, i valori e le tradizioni. Quindi detto questo non voglio rubare altro tempo e lascio lo spazio al concerto di stasera. Grazie a tutti. Grazie mille, ha ringraziato molto i bambini, che dicevano che sono bravi i bambini, e parlano sempre di pace. I bambini ci insegnano molto, spesso e volentieri. Va bene? Allora andiamo avanti. Come abbiamo detto, quest'anno ricorre un importante anniversario, il 70° della sezione ANA di Palmanova, che abbiamo sul palco il presidente della sezione ANA di Palmanova, Stefano Padoan. Presidente, 70 anni di storia, un traguardo importante, ci dica cosa rappresentano e soprattutto come li celebrerete e l'importanza di questa serata. 70 anni sono una data della nostra vita di umani, una data importante che è a compimento di un percorso lungo. Per una sezione come la nostra e per le sezioni alpine di tutta Italia che compongono l'Associazione Nazionale Alpini, 70 anni è una data e una ricorrenza abbastanza breve, nel senso che la nostra sezione è nata appunto nel 1955, ben dopo la Costituzione, 106 anni fa, della nostra associazione. Però è una sezione ben radicata nel territorio, composta attualmente da 31 gruppi che si rifanno, come abbiamo, diciamo così, anche questa sera voluto mostrare, a un motto che dice uniti perdonare. E questo è il valore
anche di questa serata e delle celebrazioni dei 70 anni. Noi ricorderemo quanti non ci sono più, quanti ci hanno permesso di essere qui oggi, di poter celebrare questo anniversario, guardando avanti e soprattutto essendo esempio, se possibile, di solidarietà e di disponibilità per le nostre comunità. Questo concerto, grazie alla Fondazione Autismo, il progetto Autismo, scusate, è per noi una grande occasione perché credo, mi ricordava prima il già presidente Piero Cecconi che non può essere qui stasera, sono credo 40 anni che la fanfara della Giulia non era presente in quell'anno. Ma il significato della presenza della fanfara della Brigata Alpina Giulia è ancora più importante per lo scopo che ha questa serata, quello di dare una mano a una realtà veramente importante della nostra regione, qual è il progetto Autismo, che sta crescendo e sta rispondendo a una domanda sempre più forte, sempre più impellente che di sostegno alle problematiche dell'autismo. Per cui noi siamo veramente orgogliosi di poter questa sera ospitare la fanfara, la Brigata Alpina Giulia. Ringrazio il comandante Ceruzzi, il comandante del 14° reggimento presenti, tutte le autorità che hanno voluto onorarci della loro presenza, nella speranza che questo sia un ulteriore passo di rafforzamento dell'unità della nostra sezione con il territorio, nell'anno in cui celebreremo con varie attività appunto i 70 anni, questo traguardo di vita della sezione. Grazie e buonasera. Grazie, signor Presidente. Allora, oggi i protagonisti assoluti sono le ragazze, i ragazzi del progetto Autismo e le loro famiglie. Chiamiamo pertanto sul palco il direttore generale Enrico Baiser. Signor Enrico, raccontaci cos'è il progetto Autismo e cosa fate. Allora, iniziamo da capo. Io mi chiamo Baisero e sono un poco signore, ma un colonnello dell'8° reggimento alpini, ancora in servizio, e pertanto diciamo mi piace presentarmi in una serata in cui vedo le penne nere, mi piace presentarmi così. Innanzitutto voglio ringraziare il presidente della sezione Anna di Palmanova per l'iniziativa, ringrazio il sindaco dell'Università di Palmanova che ha ospitato nel suo teatro questo bel consesso. Un saluto e ringraziamento al consigliere Martinez che è amico della nostra fondazione ed è sempre stato al nostro fianco. Un caro saluto ai colleghi, al vicecomandante della Brigata Alpina Giulia che ha speso come sempre delle parole care nei nostri confronti. Un caro ringraziamento a tutti gli alpini che sono presenti in sala e al maestro della fanfara e ai suoi ragazzi che ci pregiano di supportare le nostre iniziative già da alcuni anni e ci pregiano, lo capirete poi perché sono veramente dei dispensatori di bellezza, e sono dei dispensatori di bellezza reale, quindi finiti gli speech necessari per far comprendere a tutti quello che stiamo facendo, avrete veramente un'ora, un quarto, un'ora e mezza di bellezza assoluta. Questo ve lo prometto anche a premessa di quei minuti che vi porto dietro. Questa è una fondazione Progetto Autismo Friuli Venezia Giulia Onlus, la cui presidente è qui sotto, alcuni ragazzi che avete visti sfilare a fianco del maestro. È una fondazione di genitori che ha messo in piedi una struttura operativa, diciamo, che segue 98 persone con autismo dai 2 ai 30 anni in diversi percorsi.
nell'asse della vita questo percorso si sta allungando verso un nuovo progetto, che è il progetto in cui anche i genitori, insieme ai loro ragazzi, i genitori caregiver, seguiranno, diciamo, il percorso della terza età loro e dell'età adulta dei ragazzi per gli anni a venire. Stiamo costruendo un villaggio che ospiterà genitori e ragazzi, 32 persone in tutto, con nuclei, diciamo, diretti di appartamenti con personale specializzato in badanza, che darà vita a questo villaggio che riavvolge un po' il nastro del tempo, ci porta agli anni 50, i villaggi rurali del Friuli Venezia Giulia, dove ognuno aveva un ruolo. C'erano le nonne che non potevano fare altro che tenere sul rosario, c'erano i viadins che giravano, diciamo, in giro per il paese, ricevevano un piatto di minestra dignitoso. Ecco, quello che stiamo facendo è ritornare un po' alla vita di sempre, alla vita in comune, allo stare bene assieme innanzitutto. E quello che stiamo cercando di trasmettere a tutti quanti è che l'importanza, diciamo, della bellezza della vita passa attraverso la considerazione che gli ultimi, cioè quelli più fragili, quelli che hanno più bisogno, siano essi anziani, siano essi persone con autismo, siano essi bambini, devono essere sempre i primi, perché se sono i primi loro tutti stanno bene, tutti sono felici. E allora ecco, Villaggio Enzo Caimaro ha questo significato e questa serata ha questo significato. Noi abbiamo una quarantina di dipendenti e poi abbiamo un'ossatura importante che rende il nostro progetto un progetto molto particolare, ed è l'ossatura che caratterizza anche le sezioni e i gruppi alpini, il volontariato reale, puro, non remunerato. Noi abbiamo 50 volontari, uno di essi lo cito su tutti perché è quello che ha organizzato tutti gli eventi del 2 aprile della nostra fondazione, perdendo anche qualche notte di sonno nel tentativo di farli venire tutti perfettamente bene, ed è l'amico e collega Renato Ciabrelli, quindi di nuovo e poi ci sono tutte le mamme e i papà che sono qui in sala, li avete visti all'ingresso e sono sempre con noi. Questo volontariato garantisce alla fondazione di avere molte più persone, di seguire molte più persone di quelle che potremmo. Ecco, Villaggio Enzo Caimaro ha questo significato, cioè aprire a tutti un messaggio di speranza e di bellezza. Noi non vogliamo che la nostra vita sia marginale, ed è per questo che vi invito ad ascoltare con attenzione il messaggio che stasera porta la fanfara della Brigata Alpina Iolia, violando i termini, diciamo, delle presentazioni classiche delle fanfare, diciamo, alpine. Hanno fatto una cosa bellissima, hanno musicato e presentato un testo, un tema, voglio dire, che parla di speranza. In questo momento noi dobbiamo portare ed essere partecipi della speranza, e lo dobbiamo a tutti, in particolare a questi giovani che sono qua davanti. In bocca al lupo a tutti, grazie per la presentazione meravigliosa e a tutti quanti, diciamo, per la vostra presenza e per quella che potrà essere la vostra solidarietà. Da ultimo, mi rendo conto di essere eterno, non lo dicono tutti, ringrazio una donna che è la Presidente di Progetto Autismo ed è mia moglie, ma non la ringrazio no, la ringrazio perché certe cose non possono che partire dalle donne. Questa è una cosa con cui dobbiamo fare pace. Certe cose non possono che partire dalla grinta delle donne e delle mamme. E quindi io devo molto, voglio dire, a una donna, e molti di noi devono imparare a riconoscere che devono molto alle loro donne, alle donne che hanno vicino, e alle donne che conoscono, e alle donne che animano la nostra bella Italia. Grazie Alpini, grazie donne, grazie Progetto Autismo. Grazie
all'inizio di questa e non solo una serata di straordinaria musica offerta dalla gloriosa fanfara della Brigata Alpina Iulia. Un'occasione preziosa per dimostrare ancora una volta il grande cuore degli alpini. All'ingresso avete ricevuto una busta, al suo interno troverete un volantino che vi illustrerà la nobile missione della Fondazione Progetto Autismo e il suo impegno concreto. Vi invitiamo a conservare con cura questo materiale informativo e, se il vostro generoso spirito alpino lo desidera, autorizzare la busta per un'importante donazione a sostegno del villaggio Enzo Caimero. I volontari della Fondazione saranno lieti di raccogliere il vostro prezioso contributo all'uscita del teatro. La Brigata Alpina Iulia, come abbiamo detto, è gemellata con la Fondazione Progetto Autismo Friuli Venezia Giulia, ONLUS. È l'occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza dell'Autismo che si celebra il 2 aprile. Ha voluto far dono alla Fondazione una favola musicale da un significato profondo, con lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di garantire alle persone autistiche una vita piena e soddisfacente. Il piccolo principe, l'essenziale invisibile agli occhi, dice la volpe, e il piccolo principe ripeterà queste parole che sottolineeranno come ogni possa nascondere un tesoro, un mistero da svelare. Questa frase ben rispecchia le persone con l'autismo. In apparenza, una persona con autismo potrebbe sembrare distante, insensibile e priva di fantasia. Tuttavia, se siamo capaci di cogliere i piccoli segnali con cui tenta di comunicare, scopriamo l'essenza stessa della vita, un'esplosione di sensi che va oltre ciò che è visibile, udibile, odorabile e tangibile. Questo lo permette di percepire il mondo in maniera più ampia e profonda, ma può anche causare sensazioni talvolta dolorose che scatenano crisi neurologiche e repentini cambiamenti d'umore. La ricerca dell'essenziale nella persona con autismo crea un circolo virtuoso di benessere. La persona stessa trova comprensione e chi si impegna a coltivare questa relazione scopre un mondo che credeva perduto, contribuendo così a migliorare la qualità della vita di entrambi. Oltre all'apparenza c'è lo spirito da scoprire, usando il cuore. La fiaba musicale Piccolo Principe, ispirata alla celebre opera di Saint-Exupéry, si rivolge sia ai bambini che agli adulti. I vari piani di lettura rendono il racconto piacevole per tutti e offrono temi di riflessione alle persone di qualsiasi età. Nel lavoro proposto, il legame tra le parole e la musica crea la magia che accompagna il viaggio del Piccolo Principe tra asteroidi e pianeti. La fanfara della Brigata Iulia e il narratore rendono il momento di concerto uno spettacolo unico che lega intimamente tra loro gli aspetti narrativi, espressivi e comunicativi. La fiaba musicale Piccolo Principe rappresenta un modo suggestivo e ricco di passione per un concerto indimenticabile, ricco di emozioni. Signore e signori, godiamoci questo emozionante spettacolo che oggi la fanfara della Brigata Alpina Iulia ha voluto farci in dono. Fiaba musicale Il Piccolo Principe.
sugli animali, rimasi affascinato da un magnifico disegno. Rappresentava un serpente boa mentre inghiottiva un animale. Sotto c'era scritto: i boa ingoiano la loro preda tutta intera senza masticarla, poi non riescono più a muoversi e dormono per 6 mesi. In questo lungo periodo avviene la digestione. Pensai molto alle avventure che si potevano fare in una giungla e feci il mio primo disegno e lo mostrai alle persone adulte che incontravo, che conoscevo, e domandavo loro se il disegno li spaventava. Tutti quanti rispondevano allo stesso modo: no, no, perché dovrei essere spaventato da un cappello? Il mio disegno non era il disegno di un cappello, era il disegno di un boa che digeriva un elefante. Allora, per spiegare meglio che cos'era, disegnai l'interno del boa. Tutti quanti però mi risposero di non pensare troppo ai boa, sia di fuori che di dentro, ma di concentrarmi sulla geografia, sulla storia, sull'aritmetica. Rinunciai così alla carriera di pittore e imparai a pilotare gli aeroplani. Ho volato molto intorno al mondo e fatto tanti incontri, ma l'opinione che avevo sulle persone non è cambiata affatto. Quando incontravo un uomo o una donna che mi sembravano di mente aperta, provavo l'esperimento del mio disegno. Tutti rispondevano allo stesso modo: è un cappello. Allora, senza pensare a boa o a foreste, parlavo di sport, di politica, di vacanze, di automobili, di abiti. Tutti, sottolineo, tutti, erano soddisfatti così di aver incontrato un uomo sensibile e di un certo livello. Così ho trascorso la mia vita impegnato nel lavoro e nei viaggi fino a 6 anni fa, quando ebbi un incidente con il mio aeroplano nel deserto del Sahara. Si era rotto il motore e avevo fatto un atterraggio di fortuna in mezzo alle dune. Avevo poco cibo ed acqua, soltanto per una settimana. E così la prima notte dormii sdraiato sulla sabbia. Potete immaginare lo stupore di essere svegliato all'alba da una strana vocetta: mi disegni per favore una pecora? E allora saltai in piedi sorpreso ed un poco spaventato e vidi una meravigliosa personcina che mi stava guardando. Ero un po' confuso perché mi trovavo a migliaia di chilometri da una qualsiasi zona abitata, eppure quella meravigliosa personcina non sembrava smarrita in mezzo alla sabbia e non sembrava neppure stanca o affaticata. E allora gli sorridi e poi con calma gli domandai: ma cosa fai qui? E allora l'ometto che avevo davanti a me ripeté lentamente: mi disegni una pecora, per favore? Cercai con la mano nelle tasche e trovai un foglietto di carta e una penna. Poi, un po' imbarazzato, gli dissi che
Io non sapevo disegnare. Allora lui mi rispose sempre con calma: non preoccuparti, disegnami una pecora. Io però non sapevo disegnare le pecore. E allora, colpo di scena, feci quel disegno che avevo fatto molte altre volte, quello del boa dal di fuori. La sua risposta però mi lasciò del tutto meravigliato. No, non voglio l'elefante dentro al boa, disegnami una pecora. Allora feci il disegno. Guardò il disegno, sorrise e poi disse: no, questa pecora mi sembra malata, fammene un'altra. Allora feci un altro disegno. No, questa invece ha le corna, non è una pecora, è una liepe. Allora feci anche il terzo disegno. Questa è proprio molto vecchia. La pecora che voglio deve vivere per tanto tempo. Allora stavo proprio perdendo la pazienza. E così feci velocemente un quarto disegno e dissi: quella che vedi è soltanto la sua casetta, la pecora sta dentro. Il viso della personcina davanti a me allora si illuminò. Ecco la mia pecora! Pensi che mangerà tanta erba? Perché? Perché dove vivo io è tutto piccolo, molto piccolo. Certo che sarà erba a sufficienza, anche la tua pecora è molto piccola. E allora guardò nuovamente il disegno che avevo fatto e disse: guarda, si è messa a dormire. In questo modo simpatico avevo fatto la conoscenza del piccolo principe. Ancora non avevo capito da dove venisse il piccolo principe. Si meravigliò quando gli dissi che durante uno dei miei voli il motore del mio aereo si era rotto ed ero fortunatamente atterrato nel deserto. Allora mi domandò incuriosito: allora anche tu vieni dal cielo? Di quale pianeta sei? Rimasi scioccato da queste parole e subito gli domandai: ma quindi tu vieni da un altro pianeta? Non mi rispose e prese
tasca e disse: la casetta che mi hai dato terrà la mia pecora al riparo durante la notte. Certo, gli risposi, e ti darò pure una corda per legare la pecora durante il giorno. E un paletto. Questa cosa scandalizzò il piccolo principe. Legarla? Ma perché? Beh, se non la leghi, la pecora si perderà. E il mio amico scoppiò in una risata e disse: ma dove vuoi che vada? È talmente piccolo da me che non si potrà mai perdere. Avevo così scoperto che il suo pianeta era poco più grande di una casa, e quando un astronomo scopre uno di questi pianeti generalmente gli dà come nome un numero. Lo chiama per esempio asteroide 3251. Penso che il pianeta da dove veniva il piccolo principe fosse l'asteroide B612. Sì, proprio così. L'asteroide B612. E sapete perché? Perché i grandi amano i numeri e li amano moltissimo. Se voi parlate agli adulti di un vostro amico, la prima cosa che vi chiedono è: quanti anni ha? Quanti sono in famiglia? E magari vi chiedono pure: ma quante macchine hanno? Non si domandano mai i grandi: com'è la sua voce? Quali sono i suoi colori ed i suoi giochi preferiti? Se voi, bambini, dite ai grandi: ho visto una bella casa ricoperta di sassi con bellissimi fiori alle finestre, i grandi non arrivano ad immaginarselo. Bisogna dire: ho visto una casa che vale 400.000 euro. Allora esclamano: wow, che bella! E così, se voi gli dite: la prova che il piccolo principe è esistito sta nel fatto che aveva un bel vestito, che rideva, faceva anche tante domande e cercava una pecora, beh, loro alzeranno le spalle e vi tratteranno appunto come un bambino. Ma se invece voi dite: il piccolo principe veniva dall'asteroide B612, allora si convinceranno subito della sua esistenza e non vi faranno altre domande.
scatola con colori e matite e cerco spesso di disegnarlo. Ogni giorno imparavo nuovi particolari sulla vita del Piccolo Principe e fu così che al terzo giorno conobbi la triste storia dei Baobab. Dimmi una cosa, mi chiese, è vero che le pecore mangiano gli arbusti? E io gli risposi, certo. Allora il Piccolo Principe, contento, continuò, allora mangiano anche i Baobab? Sorrisi e poi dissi al Piccolo Principe che i Baobab erano degli alberi molto grandi, enormi, cioè, che neppure una madre di elefanti sarebbe stata capace di mangiare un solo Baobab. Allora l'immagine di tutti questi elefanti fece ridere di gusto il Piccolo Principe. Bisognerebbe metterli uno sopra l'altro. Poi, ritornato serio, disse: i Baobab, come tutte le cose che nascono e crescono, prima di diventare grandi, sono piccoli. Certo, ma perché vuoi far mangiare i piccoli Baobab alla tua pecora? E lui mi rispose dicendo che sul suo pianeta, come su tutti i pianeti, ci sono le erbe buone, ma anche le erbe cattive. I semi delle erbe buone e cattive dormono sotto la terra fino a che si svegliano e nasce così un bellissimo ramoscello. Se si tratta di un ramoscello buono, come una piccola rosa, lo si può lasciare spuntare, ma se si tratta di una pianta cattiva, bisogna estirparla subito. Il pianeta del Piccolo Principe era completamente infestato dai terribili semi dei Baobab. Un Baobab troppo grande occupa gran parte del pianeta e lo trapassa con le sue radici. Se il pianeta è troppo piccolo e i Baobab sono troppo numerosi, il pianeta può scoppiare. E il Piccolo Principe mi disse: ogni mattina faccio con cura la pulizia del pianeta e strappo tutti i Baobab. Mi hanno raccontato di un pianeta abitato da un pigro che aveva trascurato 3 arbusti. Su indicazione del Piccolo Principe disegnai quel pianeta. Allora, il suggerimento che vi do, bambini, è di stare attenti ai Baobab. Il quarto giorno, invece, il Piccolo Principe mi invitò a vedere un tramonto. Gli dissi però che bisognava aspettare qualche ora perché il sole tramontasse. Però mi ero dimenticato che sul suo piccolissimo pianeta, a differenza della Terra, bastava spostare la sedia di qualche passo per guardare il tramonto tutte le volte che volevi. Allora, sempre con il sorriso, mi disse: sai,
anche il quinto giorno. Il piccolo principe mi domandò arrabbiato: ma una pecora, quando mangia gli arbusti, mangia anche i fiori e le spine? E io gli risposi di sì. Allora lui mi guardò ancora più arrabbiato e disse: non ti credo, io conosco un fiore unico in tutto l'universo. E ti sembra giusto che una pecora possa distruggere questo fiore in un attimo senza neppure rendersi conto di quello che fa? Scoppiò a piangere il piccolo principe, era disperato. Allora io lo abbracciai e gli dissi: non preoccuparti per il fiore che tu ami. Disegnerò una museruola per la tua pecora e una protezione per il tuo fiore. Allora così, quando il mio ometto si fu calmato, mi raccontò la storia del suo fiore. Un giorno era spuntato da un seme venuto da chissà dove e si era presentato dicendo: buongiorno, ti chiedo scusa, sono ancora un po' spettinato. Il piccolo principe non era riuscito a trattenere la sua ammirazione. Oh, come sei bello! Vero? Aveva risposto dolcemente il fiore. Sono nato insieme al sole. Ma è l'ora della colazione? Mi porteresti per favore del caffè e del latte? E il piccolo principe, tutto confuso, allora andò a cercare dell'acqua fresca per servire il fiore e dare la colazione. Scusa, sono molto preoccupato delle correnti d'aria. E allora il fiore chiese al piccolo principe: non avresti per caso un paravento? Sarei molto contento se questa sera mi mettessi al riparo sotto una campana di vetro. Il mio ometto aveva capito che il fiore era un po' complicato, però era anche molto profumato e anche tanto tenero. Così il mattino successivo il piccolo principe decise di partire. Spazzò accuratamente il camino dei suoi vulcani e strappò gli ultimi germogli dei baobab. Poi annaffiò per l'ultima volta il suo fiore e guardandolo scoprì che aveva una gran voglia di piangere. Addio, disse il piccolo principe al fiore. Il fiore tossì e disse: ieri sono stato uno sciocco, perché io ti voglio bene, ma non te l'ho detto. Cerca di essere felice, non mettermi la campana di vetro, non la voglio più. Non sono poi così raffreddato. Non ho paura, ho i miei artigli. Dicendolo mostrava le sue 4 spine. Poi continuò: hai deciso di partire? E allora vai! Sapevo che diceva così solo perché non voleva che io lo vedessi piangere. Era un fiore così orgoglioso. Il piccolo principe allora cominciò il suo viaggio nella regione degli asteroidi 325, 326, 327, 328, vediamo se il prossimo lo dite voi, 300, super, e anche 330, ci siamo. Il primo asteroide era abitato da un re. Buongiorno, sire, disse il piccolo principe alla vista del re seduto sul suo maestoso trono. Su che cosa regnate?
Io regno su tutto, rispose il re con grande semplicità. E le stelle vi ubbidiscono? Ma certamente, io non tollero l'indisciplina. Mi piacerebbe tanto vedere un tramonto, puoi ordinare al sole di tramontare? Avrai il tuo tramonto, lo esigerò, ma aspetterò che le condizioni siano favorevoli. E quando lo saranno? Disse il piccolo principe. Gli rispose il re. Sarà questa sera verso le 7. Allora il piccolo principe sbadigliò. Terminò i preparativi di partenza e poi, con un sospiro, se ne andò. Ti nomino mio ambasciatore, gridò il re. E il piccolo principe pensò durante il viaggio: sono proprio strani i grandi. Sul secondo asteroide, adesso ho visto che siete tutti svegli, vado avanti. Siamo arrivati al secondo asteroide e lì trovò un vanitoso. E chi sono sti vanitosi? Sono quelli che amano farsi ammirare. Buongiorno, disse il piccolo principe. Che strano cappello avete! E il vanitoso rispose: io questo lo uso per salutare le persone quando vengo applaudito. Batti anche tu le mani una contro l'altra. Allora il piccolo principe batté le mani l'una contro l'altra per qualche minuto ed il vanitoso salutò sollevando il cappello. Dai, disse il vanitoso, dimmi che mi ammiri e che sono l'uomo più bello, più elegante, interessante ed intelligente di tutto il pianeta. Ma tu sei solo su questo pianeta. Non importa, tu dimmelo lo stesso. Va bene, ti ammiro, disse il piccolo principe. Alzò le spalle e se ne andò sull'asteroide vicino. Siamo arrivati al terzo asteroide. Sul terzo asteroide trovò un ubriacone. Ciao! Cosa fai? Chiese il piccolo principe. Io bevo, rispose l'ubriacone. E perché bevi? Ma io bevo per dimenticare. Ma per dimenticare che cosa? Insistette il piccolo principe. Io bevo per dimenticare quando voglio di bere, confessò l'ubriacone abbassando la testa. Il piccolo principe allora se ne andò un po' confuso e
Siamo arrivati a che asteroide? Bravo, il quarto asteroide. E il quarto asteroide era abitato da un uomo d'affari. E il piccolo principe educatamente lo salutò e gli disse: buongiorno! E questo uomo d'affari si fece trovare a fare i conti. 3 più 4 fa 7, 5 più 7 12. E dunque fa 500.620.712. 5.500 milioni di che? Disse di nuovo il piccolo principe. 500 milioni di... non lo so più. Ho talmente da fare. Sono un uomo serio io. Ma milioni di che? Continuò sempre più curioso il piccolo principe. E allora l'uomo d'affari alzò la testa e disse: milioni di stelle! Oh, ma tu possiedi le stelle? Ma che ti serve possedere tutte queste stelle? Mi serve ad essere ricco, così posso comprare altre stelle e diventare ancora più ricco. Io, disse il piccolo principe, possiedo un fiore, uno che anneffio tutti i giorni e 3 vulcani che pulisco tutte le settimane. È utile ai miei vulcani ed è utile al mio fiore che io li possegga. Ma tu non sei utile alle tue stelle. L'uomo d'affari aprì la bocca, ma non riuscì a rispondere. Era rimasto di stucco. E così il piccolo principe, un'altra volta, se ne andò, sempre più meravigliato e perplesso. Allora, visto che avete scalato le mani, adesso proviamo a metterle in alto. Pronti? 3, 2, 1. Tutti grandi, quelli da soffiando, dobbiamo metterle fuori che non sento. Tutti quanti, bravissimi. Allora, dopo 4 asteroide, era arrivato il quinto asteroide. E era anche questo piccolissimo. Pensate che c'era solo un lampione e l'uomo che lo accendeva. Piccolissimo. Il piccolo principe non riusciva a spiegarsi a cosa potessero servire su di un pianeta, senza case, senza abitanti, un lampione e il lampionario. Allora pensò dentro di sé: forse quest'uomo è strano ed assurdo, però è meno strano ed assurdo del re, del vanitoso, anche dell'uomo d'affari e sicuramente dell'ubriacone. Almeno il suo lavoro ha un senso. Quando accende il suo lampione è come se facesse nascere una stella in più o un fiore. Quando lo spegne, addormenta il fiore o la stella. Il piccolo principe, continuando il suo viaggio, sentì dentro di sé di amare questo uomo che era così fedele al suo lavoro ed era anche il meno ridicolo di tutti gli altri che aveva incontrato.
Questo asteroide, invece, era molto grande e pieno di libri. Conobbe su questo pianeta un vecchio signore al quale chiese incuriosito quale fosse il suo lavoro. Io sono un geografo, disse il vecchio signore. Su questi libri che vedi, io scrivo dove si trovano i mari, i fiumi, le città, le montagne, i deserti. È molto interessante, disse il piccolo principe. Questo finalmente è un vero mestiere. Sul mio pianeta è tutto piccolo, ho tre vulcani e sempre un fiore. Noi non annotiamo i fiori, disse il geografo. E perché? Sono la cosa più bella, replicò il piccolo principe. Beh, perché i fiori sono effimeri e sono destinati a scomparire in poco tempo, disse il geografo. Il piccolo principe allora rispose: quindi il mio fiore è effimero ed è destinato a scomparire presto? Ed io lo lasciavo solo. Così dicendo, il piccolo principe si sentì molto triste e si fece comunque coraggio pensando al suo fiore e partì alla scoperta di un nuovo pianeta. Interrogazione. Il settimo pianeta era quello in cui abitiamo noi, che si chiama Promossi, per quest'anno Promossi. Il settimo pianeta era appunto la Terra, che è un pianeta, possiamo dire, gigantesco. Sulla Terra ci sono tanti re, tantissimi geografi, un numero incalcolabile di uomini d'affari, speriamo meno di ubriaconi, e anche lampionari. Non parliamo poi dei vanitosi. Allora, arrivato sulla Terra, il piccolo principe fu molto sorpreso di non vedere nessuno. Aveva già paura di aver sbagliato pianeta. Quando però vide muoversi una striscia tra la sabbia. Ciao! Disse il piccolo principe. Ciao! Disse il serpente. Che pianeta è questo? Domandò il piccolo principe. Questa è la Terra. Qui siamo in Africa, rispose il serpente. Ah, senti, ma non c'è nessuno sulla Terra? Siamo nel deserto, non c'è nessuno nei deserti. Ma cosa sei venuto a fare qui? Dunque, io sono venuto per un fiore. Ma dimmi, dove sono gli uomini? Si è un po' soli nel deserto. Anche con gli uomini si è soli, disse il serpente. Allora il piccolo principe lo guardò a lungo e gli disse: sei buffo, sei sottile come il gambo della mia rosa. Sì, sono buffo, ma sono anche molto potente, rispose il serpente. E il piccolo principe sorrise. Non mi sembra, non hai neppure le zampe. Il serpente allora si arrotolò attorno alla caviglia del piccolo principe e disse: se voglio, posso portare
principe ricominciò il suo cammino. Camminando attraverso il deserto, attraverso le montagne, attraverso il Mataiù, attraverso le rocce, attraverso le nevi. Dopo aver camminato a lungo, si trovò in un giardino di rose. Buongiorno, disse. Era un giardino fiorito e era proprio pieno di rose che assomigliavano tutte al suo fiore. Chi siete? Oh, beh, dunque, noi siamo le rose, risposero insieme. E il piccolo principe si sentì molto infelice perché il suo fiore gli aveva raccontato che era il solo della sua specie in tutto l'universo, e lì nel giardino invece ce n'erano 5.000. E allora pensò: credevo di avere un fiore unico in tutto l'universo, invece sulla terra ci sono giardini colmi di rose. E seduto nell'erba si mise a piangere. Ad un tratto apparve una volpe. Come sei bella! Chi sei? Domandò il piccolo principe. Io sono una volpe, rispose l'animale. Sono un po' triste. Ti va se giochiamo assieme? Le chiese il piccolo principe. Non posso giocare con te. Prima mi devi addomesticare, disse la volpe. Scusa, ma cosa significa addomesticare? Chiese il piccolo principe. Significa che devi creare dei legami. Oggi tu per me sei un ragazzo uguale a tanti altri ragazzi. Ed io per te sono una volpe uguale a tante altre volpi. Tu non hai bisogno di me ed io non ho bisogno di te. Ma se tu mi addomestichi, noi avremo bisogno l'uno dell'altro. Tu sarai unico per me ed io sarò unica per te. Disse il piccolo principe. Sai, sul mio pianeta c'è un fiore e forse mi ha addomesticato. La volpe allora sorrise e poi disse: la mia vita è sempre uguale. Io ricorro le galline e gli uomini ricorrono me. In queste corse, correndo tutti insieme, tutte le galline e tutti gli uomini si assomigliano. Ma se tu mi addomestichi,
la mia vita sarà diversa. Riconoscerò il rumore dei tuoi passi. I passi degli altri mi faranno nascondere sottoterra, mentre il tuo passo mi farà uscire dalla tana per venirti incontro. Vedi, per esempio, quel campo di grano laggiù ha il colore dell'oro. Anche i tuoi capelli hanno il colore dell'oro e quando mi avrai addomesticato, il grano mi farà pensare a te. Dai, addomesticami. Ma con piacere! E cosa devo fare? Domandò il piccolo principe sorridendo. Allora, innanzitutto devi avere molta pazienza, continuò la volpe. All'inizio tu sarai seduto lontano da me nell'erba, ogni giorno però, poco alla volta, potrai avvicinarti sempre di più. Così, poco alla volta, il piccolo principe addomesticò la volpe. Arrivò l'ora della partenza e la volpe disse: viaggerò per il nostro distacco, ma guarderò il grano, ti penserò e sarò felice. Ora vai a rivedere le rose. Capirai che la tua unica rosa è unica nell'universo e quando ritornerai a salutarmi ti dirò un segreto. Il piccolo principe allora tornò dalle rose e soddisfatto disse loro: Siete belle, ma non quanto la mia rosa. Siete come era la mia volpe prima di essere addomesticata. Siete uguali a 100.000 altre rose. Ora la volpe è mia amica e per me è unica al mondo. Così anche la mia rosa è unica per me e più importante di tutte le altre rose. Perché? Perché è lei che ho ascoltato, curato, innaffiato e riparato dal vento. E ritornò di corsa e felice dalla volpe. Disse il piccolo principe. Addio, disse la volpe. Prima di andare ti dico il mio segreto. Un segreto molto semplice. Non si vede bene che con il cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi. L'essenziale è invisibile agli occhi. Ripeté il piccolo principe per ricordarselo. L'essenziale è invisibile agli occhi. È il tempo che tu hai perduto per la tua rosa che ha fatto la tua rosa così importante. E poi la volpe continuò: non dimenticare mai questa verità. Tu sarai sempre responsabile di
scordarselo. Ci trovavamo all'8° giorno nel deserto, ormai senza più una goccia d'acqua, e ci mettemmo così a cercare un pozzo. Venne la notte e le stelle cominciarono ad accendersi. Ci sedemmo vicini, io ed il mio ometto, e lui mi disse: il deserto è bello perché nasconde un pozzo da qualche parte. Sì, risposi, ci sono tante bellezze nel deserto che sono invisibili. Sono contento che tu pensi le stesse cose della mia volpe, disse il piccolo principe con un sorriso sulle labbra, e poi si addormentò. Allora lo presi tra le braccia e mi rimisi in cammino. Durante il viaggio pensai: sei tanto dolce e fragile, ometto. Hai un grande tesoro invisibile nel cuore. Sono proprio commosso dalla tua fedeltà ad un fiore. Rise, prese in mano la corda e si mise in moto la carrucola. Bevemmo tutti e due soddisfatti e contenti di quest'acqua che era più importante di un semplice alimento, perché era nata dal faticoso cammino sotto le stelle e dallo sforzo delle mie braccia. Faceva bene al cuore come un dono. Eravamo felici, seduti sulla sabbia, quando il piccolo principe mi disse dolcemente: devi mantenere la tua promessa. Allora io, un po' sorpreso, gli chiesi: ma quale promessa? Una museruola per la mia pecora. Disegnai in qualche modo una museruola e gliela consegnai chiedendogli: hai dei progetti che non conosco? E lui, un po' imbarazzato, mi disse: sai, quando sono venuto sulla terra, domani sarà passato un anno. Ero caduto qui vicino. Ed arrossì. E io gli dissi: allora quel mattino in cui ti ho conosciuto e passeggiavi tutto solo, cercavi il punto della tua caduta? E il piccolo principe arrossì di nuovo e mi rispose: ora devi aggiustare il motore del tuo aereo. Vai, vai. Ci ritroveremo qui domani sera. Preoccupato, mi incamminai verso l'aereo. L'indomani sera vidi da lontano il mio piccolo principe seduto su un muretto di pietra vicino al pozzo. Lo sentivo parlare, ma non vedevo nessuno vicino a lui. Quando fui più vicino, sentii chiaramente queste parole: sì, il giorno è questo.
il luogo è sbagliato. Mi troverai seguendo le mie tracce nella sabbia. Ti aspetto questa notte. Dopo un attimo di silenzio il piccolo principe allora disse: non mi farei soffrire troppo, vero? Mi avevi detto che il tuo veleno era molto potente. Guardai in basso e vicino al muro c'era uno di quei serpenti gialli, uno di quelli che ti uccidono in pochi secondi. E allora mi misi a correre. Ma dal rumore che feci, il serpente si spaventò e scappò sotto la sabbia. Arrivato vicino al muro, abbracciai e strinsi il mio ometto. Tremava, era impaurito. E allora gli chiesi: non capisco, ma tu parli con i serpenti. Cosa voleva da te quell'animale tanto pericoloso? Mi guardò e mi strinse le braccia al collo. Sentivo battere forte il suo cuore e poi mi disse: sono contento che tu abbia aggiustato il motore dell'aereo, così potrai ritornare a casa tua. Anch'io oggi ritorno a casa mia. Sentivo che stava succedendo qualcosa di straordinario e dissi: ho qui la tua pecora. Ho portato anche la cassetta e la museruola. E allora lui sorrise dolcemente. Ometto caro, voglio sentirti ridere ancora per tanto, tanto tempo. Sorrise nuovamente e disse: questa notte la mia stella sarà proprio sopra il luogo dove sono caduto un anno fa. Le cose importanti non si vedono. La notte tu guarderai le stelle, ma non vedrai la mia stella perché è troppo piccola. Così la mia stella sarà per te una delle tante stelle del cielo. Allora ti piacerà guardare tutte le stelle, tutte quante, anche quelle che non si vedono, e tutte saranno tue amiche. Senti, voglio farti un regalo. Anch'io allora sorrisi ed il piccolo principe continuò dicendo: io abiterò sulla mia piccola stella e di notte ti sorriderò ogni volta che guarderai il cielo. Tu non mi vedrai ed allora sarà per te come se tutte le stelle ridessero. Tu solo avrai delle stelle che sanno ridere e riderai insieme a me. Qualche volta, aprendo la finestra, i tuoi amici saranno stupiti di vederti ridere guardando il cielo. E tu dirai: sì, le stelle mi fanno sempre ridere. E ti crederanno pazzo. Poi ridivenne serio. Questa notte mi incontrerò con il serpente. Tu non venire, sembrerà che io mi senta male. Tu non venire, non ne vale la pena. Così
sentirmi triste. Sarà bello. Anch'io guarderò le stelle. Tutte le stelle saranno come dei pozzi con una carrucola e tutte quante mi verseranno da bere. E io stavo zitto. E là il luogo dell'incontro. Lasciami andare da solo. E poi disse ancora: Il mio fiore ne sono responsabile e debole. Ha solo 4 spine per proteggersi dal mondo. si incamminò sereno verso il luogo dell'incontro. Passarono pochi minuti e si vide sbiadita una figura gialla vicino alla sua caviglia. Rimase immobile per un istante. E cadde dolcemente sulla sabbia. Sono certo che il piccolo principe sia ritornato sul suo pianeta, perché il giorno dopo non c'era più traccia del suo corpo sulla sabbia. Qualche anno dopo mi ricordai di una cosa simpatica. Alla museruola disegnata per il piccolo principe non avevo messo la corda di cuoio. Quindi il mio ometto non avrà mai potuto mettere la museruola alla pecora. Allora mi chiedo se la pecora abbia mangiato il fiore. Voi cosa dite? L'avrà mangiata o non l'avrà mangiata? No? Questo è un bel mistero. Io però penso proprio di no. Perché il piccolo principe tutte le notti mette il suo fiore sotto la campana di vetro. Poi ci penso ancora e mi dico, una volta o l'altra il mio ometto si distrae e dimentica la campana di vetro. Oppure la pecora esce senza far rumore durante la notte e si mangia il fiore. È proprio un grande mistero sapere se
nulla ai grandi di questo nostro segreto. Li conoscete i grandi? I grandi non capirebbero. Ah, dimenticavo. Se un giorno farete un viaggio in Africa, magari con i vostri genitori, nel deserto, fermatevi un momento a guardare le stelle. E se allora un bambino vi viene incontro, se ride, se ha i capelli d'oro, se non risponde quando lo si interroga, voi indovinerete certo chi è. Ebbene, siate gentili, scrivetemi subito che è ritornato il piccolo principe. Allora, la prima è terminata, adesso dovrete scaldare le mani e la giornata che poi alla fine effettivamente fate una vacanza e mostrate che questa storia sia realmente per tutti. Ma proviamo ad andare con le mani in alto, pronti? 3, 2, 1, via! Siete bravissimi! È finita! Applauso, facciamo un Basilano, che è stato bravissimo. E dobbiamo fare un duplice applauso alla fanfara della Brigata Alpina Giulia, al narratore, al maestro, perché realmente abbiamo sentito questa magnifica chiara musicale. Ora invito intanto il presidente della sezione di Palmanova, il signor Stefano Padovan, ed il capogruppo del gruppo di Palmanova, Maurizio Sguazzini. Facciamo e consegniamo i presenti. Allora, innanzitutto chiamo il vicecomandante della Brigata Alpina Giulia, il colonnello Enzo Ceruzzi. Il direttore generale della fondazione, il colonnello Enrico Baiser. Allora consegniamo un presente, prima di tutto al colonnello. Un bel ricordo, Ossin Furlan se Odilla i Furlan.
Ed infine un presente al sergente maggiore capo Flavio Mercorillo. Sì, un bel ricordo per Palmanova. Diceva prima il nostro Presidente, con la certezza che non aspettiamo ancora 40 anni per averli qua a Palmanova, no? Pensiamo prima, è vero? Allora, ricordate però le donazioni delle buste del gadget alpini all'uscita, per tutti quanti, che facciamo un bel dono a questa associazione. Un piccolo regalo per ricordare la serata al Presidente della sezione di Palmanova. Questa è la cubana, diciamo, che ricorda diciamo, il nostro progetto, e poi ne abbiamo una per la Brigata Alpina Giulia, all'amico Ceruzzi e anche al comandante del 14°, se vuole salire, così la vedono tutti personalmente, del 14° reparto comando dei supporti tattici. Un piccolo ricordo. Grazie di essere qui con noi. Grazie. E poi al maestro, no, c'è per tutti, al maestro in tema simbolico. Poi in mezzo qui c'è una persona, voglio dire, però devo leggere il nome, se no faccio le solite mie figure, che è un tale Mario Aloisio, tal batterista, che pare se ne stia andando da questa compagine. Allora, quando si viene trasferiti sembra una cosa molto brutta, molto bella, e allora vogliamo lasciare simbolicamente, e poi per tutti, diciamo, a questo che va a fare questo mestiere in un'altra musica d'ordinanza, quindi va giù alla Brigata Rossa, non si mette nessuno, quindi Mario, auguri, noi dobbiamo fare una cosa più grossa del solito, perché Mario per noi lavorava 21 anni, quindi grazie di voi, 11 anni di lavoro, grazie. C'era ancora ultimo ma non ultimo, diciamo, questo signore che ci ha guidato per tutta la serata con una grande precisione e attenzione, e al presentatore va sempre l'applauso finale. Bene, siamo al termine adesso, e l'ultima cosa che faremo avendo qua la fanfara della Brigata Alpina Giulia ci farà ascoltare una cosa meravigliosa. Chiedo a tutti quanti di alzarsi in piedi, per favore. Di solito noi alpini mettiamo la mano destra sul cuore, perché il cuore per noi è l'Italia, e quindi sentendo l'inno nazionale, e lo cantiamo tutti insieme, va bene? L'inno nazionale.
questa magnifica chiave musicale e non abbiamo mai detto questo, però penso che abbiamo coronato bene questo 70° e 100° anniversario per Palmanova e la sezione di Palmanova. Arrivederci a tutti e buonanotte, con la speranza sempre di non avere 40 anni per aspettare di nuovo la Brigata Albina. Buonanotte a tutti.